Valbrenta. Sarà quasi certamente posticipata la riapertura del tratto di ferrovia Bassano-Trento interessato da uno smottamento lo scorso 15 marzo. I lavori per sistemare l'area stanno procedendo a pieno ritmo, ma come conferma RFI, l'intervento si sta svolgendo in un ambiente, quello di montagna, particolarmente difficile e che impedisce lo svolgimento dell'attività in orario notturno. La riapertura programmata della ferrovia era prevista per il prossimo 3 aprile. Asiago. L'altopiano perde l'ufficio del giudice di pace, il servizio minato dai tagli effettuati dal Ministero della Giustizia è stato definitivamente chiuso e questa volta i comuni non sono esenti da colpe. Alla riunione indetta per studiare le modalità economiche per tenere aperto l'ufficio si è presentato infatti solo il sindaco di Asiago. Impossibile però per l'amministrazione guidata da Rigoni Stern sostenere da sola il costo del servizio. Bassano. Boom di presenze per il weekend di Pasqua un po' in tutto il bassanese. Complice la paura di viaggiare e frequentare le grandi città seguite ai recenti fatti di Bruxelles, sono moltissimi quanti hanno scelto Bassano per questi giorni di fine marzo. Gli alberghi hanno registrato un aumento del 10% e anche i ristoranti sono stati presi d'assalto per le festività. Rossano Veneto. Il comune ha approvato anche la quarta variante al piano degli interventi. In generale sono state accolte le richieste di ampliamento abitativo o di costruzione della prima casa. Il totale delle perequazioni dovute alla trasformazione del terreno da agricolo a edificabile ammonta a 400.000 euro. Romano del Zelino. Occhio ai falsi tecnici di Etra. L'ultimo caso si è registrato oggi a Romano del Zelino, dove un uomo con una casacca arancione e in mano un attrezzo non meglio identificato, forse uno scarpellino, ha cercato di farsi aprire le porte di un'abitazione, spacciandosi per un tecnico dell'acquedotto incaricato di verificare eventuali perdite d'acqua. Etra fa sapere di non avere alcuna competenza in merito alla verifica dello stato di salute delle tubature e ricorda che comunque nessuno dei suoi tecnici è autorizzato a presentare contratti a domicilio.